già da un po', io e Matteo Pucciarelli, l'altro autore, volevamo scrivere una roba su Syriza. Noi ci chiedevamo già da un anno perché in Italia si parlasse tanto di Alba Dorata e che sia un'organizzazione neofascista, criminale, tutto quello che sapete, invece che comunque prende il 7-6% alle elezioni, e invece in Italia un silenzio assordante su Syriza, che invece è un partito che alle elezioni del giugno 2012 ha preso il 27%, che ha sfiorato di prendere il potere, di arrivare al governo. Allora noi ci siamo un po' interrogati su questo percorso politico, siamo andati giù in Grecia, abbiamo conosciuto i vari leader di questo partito, ma tornati in Italia i vari editori ci hanno sconsigliato di far uscire un prodotto su Syriza che vende poco. Ovviamente l'idea che è nata dalla sinistra europea, è nata a Madrid lo scorso novembre, di candidare Tsipras a presidente della Commissione a Bruxelles, ha dato un altro impatto mediatico al personaggio Tsipras, e soprattutto poi in Italia è nata una lista che ha il suo nome. Allora a quel punto abbiamo colto Carpe Diem, come si dice, abbiamo colto l'attimo, e quindi siamo riandati giù in Grecia, abbiamo riaggiornato le varie interviste, e a quel punto è uscito in 10 giorni, abbiamo dato all'editore tutto il malloppo, che è uscito il 15 aprile. E il libro non è una idolatria di Tsipras, una geografia, ma proviamo a ragionare. Facciamo un lavoro giornalistico, ovviamente un libro di parte, nel senso che siamo entrambi di sinistra e guardiamo con interesse a quei percorsi e a quella parte politica, però abbiamo cercato di raccontare in una sorta di reportage in cui c'è una lunga intervista a Tsipras, ma ci sono anche 1000 altre interviste a dirigenti, non soltanto di Syriza, a sindacalisti. Insomma, è un libro a più voci da questo punto di vista, a cercare di elencare anche i problemi che adesso c'ha Syriza. Ad esempio, l'idea di passare da opposizione al governo è un passaggio centrale che preoccupa anche gli stessi dirigenti di Syriza. Noi il quarto capitolo l'abbiamo intitolato Syriza è la domanda, forse è la risposta, che in realtà è un virgolettato di un dirigente di Syriza, che ovviamente nel libro non abbiamo scritto il suo nome per non metterlo in difficoltà, ma ciò per far capire che anche dentro Syriza c'è una discussione inizialmente il libro si doveva chiamare Tsipras l'anti-Merkel d'Europa, titolo che è cambiato 3 ore prima di andare in stampa, perché tutti mi dicevano ma chi è questo Tsipras, ma chi è questo Tsipras? Allora ho detto no, allora devo cambiare, allora facciamo Tsipras chi. Allora io nel libro, nell'intervista, chiedo a Tsipras se lui si sente l'anti-Merkel d'Europa, e lui mi dice che in questo momento in Europa si stanno scontrando due ideologie. Da una parte l'ideologia che porta avanti l'Europa della finanza, l'Europa dell'austerity, questa Europa, e dice che questa Europa che ci porterà all'azzeramento della democrazia e porterà soltanto alla dissoluzione totale di questa Europa. Ecco, a capo di questa ideologia al momento ci sta Angela Merkel, quindi ci sono due ideologie ma anche due eserciti che si combattono tra loro. Da una parte c'è questa ideologia liberista dei poteri forti con a capo l'Angela Merkel, dall'altra parte ci sta un altro tipo di ideologia, quella che parla appunto di ridistribuzione del reddito, di giustizia sociale, di costruzione di un nuovo welfare europeo, quindi in realtà non è un programma estremista, ma si riparla di costruire di nuove politiche keynesiane, si parla di disobbedire ai trattati del fiscal compact e ai vincoli del 3%, che parla di condivisione del debito, quindi di rifare una sorta di conferenza sulla falsariga di quella del 53, che è quella che poi ha permesso di rilanciare la Germania dopo la seconda guerra mondiale. Allora lui dice a capo di questa Europa in questo momento ci sono io, in questo momento hanno deciso di candidare me, quindi al momento sono io il, tra virgolette, il generale. Tra un anno magari non ci sarà più la Merkel, non ci sarà più Tsipras, ma la questione che interessa è costruire, fare egemonia da questo punto di vista e cercare di vincere. Cioè, se tu dovessi dire votare Tsipras per un italiano oggi che vive la situazione economica oggi, cosa potrebbe significare in termini reali?
per il futuro. In termini reali vuol dire cambiare questa Europa, perché tu il Job Act, oggi la Merkel è stato intervistato cioè oggi Tsipras è stato intervistato dall'Huffington Post e oggi diceva chiaramente che le misure che vuole in Italia Renzi, perché lui sa con moltissima politica italiana, il Job Act in realtà è dettato dalle politiche europee. Cioè dice questo, cioè Tsipras dice questo, cioè tu voti questa Tsipras in realtà perché tu capisci che la battaglia è lì, la battaglia è lì, perché è lì che impongono, è lì che decidono Monti da chi era messo, è lì che decidono ormai anche chi deve governare il tuo paese. Da questo punto di vista è chiaro che il passaggio, cioè, votare Tsipras vuol dire anche migliorare, non vuol dire soltanto candidare un leader greco di un altro paese, no, vuol dire anche un cambiamento materiale delle proprie condizioni, perché vuol dire appunto magari stracciare il fiscal compact, vuol dire condividere